Roberto Albergoni, direttore generale della Fondazione Agrigento 2025, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico. La notizia, pubblicata sui maggiori siti e su Quotidiano Repubblica e La Sicilia. Albergoni è l'uomo che ha curato il dossier per la candidatura di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, e diversi progetti come quello di Gibellina, capitale dell'arte contemporanea per il 2026. A gennaio, subito dopo l'inaugurazione ufficiale con il Presidente della Repubblica Mattarella, a lasciare era stato il Presidente della Fondazione, il professore Giacomo Minio, dopo una serie di polemiche sulla gestione dell'evento. Albergoni ha rassegnato le dimissioni dopo l'approvazione del bilancio della Fondazione, con la nuova Presidente, il prefetto Maria Teresa Cucinotta, che aveva anche espresso la volontà di servirsi di un consulente esterno. È una decisione presa da tempo, lascio il mio incarico con la consapevolezza di avere garantito le condizioni per l'attuazione del programma, dichiarando in un'intervista a Repubblica. E sulle dimissioni di Roberto Albergoni interviene oggi prontamente il sindaco di Agrigento Miccichè, affermando: esprimo la mia più sincera gratitudine per il contributo significativo, l'impegno costante profuso da Roberto Albergoni durante il suo operato. Albergoni, uomo dallo spirito colto, visionario e di grande tenacia, è stato il fautore e l'anima del progetto, tra i primi ad avere lanciato lo sguardo su Agrigento, capitale italiana della cultura, e le sue grandi potenzialità. Albergoni, continua il sindaco, ha voluto garantire prima di dimettersi la realizzazione dei progetti del dossier di candidatura e sono certo che continuerà a offrire il proprio sostegno ad Agrigento 2025. Anche il parlamentare del PD Giovanna Iacono dice la sua sulle dimissioni di Alberto Albergoni. Non solo il direttore generale della Fondazione, ma uno dei padri del progetto Agrigento Capitale della Cultura sono l'ennesimo colpo che segna il fallimento di una gestione che ha trasformato una grande occasione in terreno di conquista per poltrone e interessi politici di partito. Agrigento meritava più rispetto e amore. Gli agrigentini e le realtà, continua il parlamentare Iacono, che con mille difficoltà in quest'anni avevano provato a costruire un'offerta culturale per la città, meritavano un riscatto e un'opportunità che giorno dopo giorno viene negata da una classe politica che evidentemente non era preparata e all'altezza della sfida. Il coordinatore cittadino di Italia Viva, Roberta Lala, dichiara: svaniscono così gli ultimi sussulti di speranza per recuperare un evento che era partito male e sta proseguendo peggio. Prima l'incredibile, mai motivata esclusione dell'onorevole Mangiacavallo, anima del progetto anche su un piano formale, poi l'uscita imposta al dottor Minio, persona per bene e competente nelle cui mani era stata affidata la Fondazione. Ma con le dimissioni di Roberto Albergoni, conclude Lala, stratega per tutte le stagioni, ma anche il direttore generale della Fondazione, si è proprio toccato il fondo.